Buongiorno a tutti, in che è il 21 di marzo e siamo in un sito particolare che si vede 9 spese in giro e che è l'Usari del monumento di Cingiornata che si trova in piazza Cingiornata a Milano, che è dervi domani in DD di Cingiornata, cioè il 18, il 19 e il 20, il 21 e il 22 di marzo, in cui il 21 dunque l'edervi. E già che mi vivi a due passi di chi, o pensa che era una roba bella, da chi a vedere e fa vedere come lei chi de sota l'Usari. E allora, una qua spiegazione, sota l'obelisco della piazza, anche una portesela sota, e si fa un paio di scalini, dei basei e si va dentro. Chi gioca. E che sti arcade che vedi e che poi di come di sepulcher con dei nastri di targ che vi fu vedere che ne è quattro iscrizioni come quella qui che ne altre 3 in due che scrivono qualcosa. Allora chi viene ha gli host tanti uomini ma anche donne, purtroppo anche di bagagli, che in morte in vicini giornate del 48 e che prima erano sotto la chiesa, quella che è in della Cagranda, quella che adesso che in quella è l'università statale in via Festa del Perdono. E in del 1995 gli hanno ciappato tutti gli ospiti quelli che restavano e gli hanno portato chi da sotto perché aveva appena finito di fare sull'obelisco, perché prima chi era la Porta Vittoria, che prima si chiamava Porta Tusa e invece adesso che è sto bel obelisco. Per esempio chi viene ha la targa per i fiori pargoli innocenti fecero più pietosa e santa la causa che gli ebbe inconsci gli olocausti e viene e dunque è un sito interessante perché le piscine ma è pieno di storia, soprattutto e ti fa vedere come Milano la considera importante la storia di Cingiornata. Allora l'Usari forse dovrebbe essere un po' sistemato, vedi che è un po' di crane e i muri in un po' disgustati, però potrebbe essere anche pesce e il fatto che in 10 giornate il po' da visitare della gente per me è proprio un bel mestiere. Dunque adesso veniamo in fiera e vedere un po' come l'è. Si vede i basei e adesso andiamo in fiera e vedere un po' come le fa. Ta-da!